Sabato 12 al Teatro Pirandello di Agrigento si terrà una iniziativa a scopo di beneficenza denominata Talassemia Day. Ecco, ne parliamo con il responsabile dell'evento che sta organizzando. Cosa farete e il fine della manifestazione quale sarà? Di raccogliere fondi comunque per la Piera Cutino Onlus, che è un'associazione che si occupa di ricerca genetica come primo obiettivo, e che comunque si sta adoperando a costruire, anzi in via di definizione, il nuovo padiglione nel presidio ospedaliero Ospedale Cervello, che raccoglierà tutta in sé la ricerca genetica, un vasto, diciamo, reparto per gli ammalati, e nel terzo piano ci saranno anche gli alloggi per gli ammalati che sono di lunga degenza, che comunque servirà anche per tutti diciamo, i degenti dell'ospedale, non solo per la talassemia. Quindi al fine di tutto questo si è organizzati, io con la Piera Cutino Onulus, questo evento importantissimo di beneficenza che si svolgerà al Teatro Luigi Pirandello il prossimo sabato alle ore 21. Ci sarà un concerto intitolato Romanze e duetti romantici, dove parteciperanno tre grossi nomi della musica del bel canto, diciamo, il maestro Vincenzo Di Donato come tenore, il soprano sarà Lia Annunziata, e come pianista la pianista sarebbe la signora Zecchinelli. Quindi facciamo anche un invito a sostenere Sì. l'iniziativa anche finanziariamente, no? Sì. Ecco, dico questo, invito tutti veramente, i cittadini sensibili, le associazioni, chiunque veramente crede in questo progetto, di partecipare all'evento del 12 sera, al concerto di beneficenza. Ricordiamo anche che ci sarà una bellissima mostra di arte contemporanea, dove tanti artisti ci hanno regalato le loro opere veramente straordinarie, che saranno poi in ogni caso messe in vendita per l'associazione.